Attacco terroristico di Barcellona, tra le due vittime italiane anche Luca Russo, giovane di Bassano del Grappa, travolto dal van guidato dai terroristi, ferita la fidanzata, anche lei bassanese. Marta Scomazzon, fidanzata di Luca Russo, in ospedale a Barcellona, nella casa di Bassano. Il racconto dello zio: è stata lei a chiamarci e a dirci della tragedia. A Barcellona in vacanza anche due ragazzi trevigiani si trovavano poco distante dal luogo dell'attentato. Abbiamo troppa paura, torniamo subito in Italia, raccontano. A Venezia potenziate le misure antiterrorismo dopo i tragici fatti di Barcellona, così il questore di Venezia Vito Danilo Gagliardi dopo l'attacco in Spagna. L'aggressione la notte di Ferragosto in discoteca a Jesolo, individuato dalla polizia l'autore del pestaggio. Si tratta di un operaio 35enne del Cavallino con un analogo precedente alle spalle. Vasto incendio nel pomeriggio in un'azienda di Vidor che si occupa di riciclo di rifiuti industriali, rischio di inquinamento ambientale, cittadini invitati a non uscire di casa. Rumori molesti all'ex caserma Serena di Casier, residenti esasperati, i profughi fanno rumore, raccontano ad ogni ora del giorno e della notte, non riusciamo più a dormire. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, l'avete sentito dai titoli, in primo piano anche questa sera l'attacco terroristico di ieri pomeriggio a Barcellona, perché tra le 14 vittime 2 italiani e tra questi anche un giovane di Bassano del Grappa, rimasto travolto dal van dei terroristi lungo la Rambla a Barcellona. Mancano pochi minuti alle 13 quando i dubbi cominciano a diventare certezze, quando il nome di Luca Russo rimbalza in rete e la sua pagina Facebook si riempie di messaggi di cordoglio. È lui la seconda vittima italiana. La pachidermica macchina della diplomazia si attiva per cercare le necessarie conferme, ma più passano le ore, più le incertezze lasciano spazio al dolore. 25 anni, un diploma al liceo Brocchi di Bassano e una laurea in ingegneria a Padova in tasca, appare sorridente e sereno nelle foto, ancora inebriato dal successo e dalla felicità di chi ha bruciato le tappe. Di recente era riuscito ad avere anche un contratto di lavoro in un'azienda dell'Alta Padovana, la Fral di Carmignano di Brenta. Con la ragazza Marta Scomazzon, anche lei bassanese di via Mutton, la scorsa settimana aveva fatto rotta sulla Catalogna. Barcellona la meta prescelta. Le Rambla, il luogo in cui combattere il caldo nell'assolato pomeriggio di giovedì, quando il furgone si è scagliato sulla folla travolgendola. L'ISIS rivendica l'attentato nella notte. Marta ha chiamato i familiari, è ferita ad una spalla e ad una gamba. Sono viva, ma non ho più notizie di Luca, ha spiegato giovedì ai familiari che ancora non avevano visto i telegiornali. La sorella di Luca, Chiara Russo, in preda all'agitazione, attanagliata dal panico, ha postato in rete un disperato appello: aiutatemi a riportarlo a casa. Luca è stato riconosciuto in uno dei video più cruenti girati da chi, impotente, ha assistito alla follia. È a terra, sanguinante. A casa del 25enne, dietro la stazione di Bassano, in via Largo per Lasca, non c'è nessuno. Il padre è già in volo per Barcellona. I vicini di casa lo descrivono come un bravo ragazzo con cui non avevano però grandi rapporti. Rapporti di vicinato, basta. Tu abitava con il papà? Penso di sì. Una tragedia che ha inevitabilmente gettato nello sconforto la città e i molti giovani abituati ormai a pensare che Barcellona non sia così distante da casa. E sono cose che pensi sempre siano tanto distanti da te, e poi vieni a sapere magari che è morto qualcuno che comunque i miei amici erano appena tornati, dici potevo essere io 2 settimane fa. Lo avete sentito, Marta, la fidanzata di Luca Russo, si trova in ospedale a Barcellona, brillante studentessa, anche lei del liceo Brocchi di Bassano. Lo zio nella casa di Bassano racconta di come hanno saputo della tragedia. Splendida, stupenda. Renato Sartore, lo zio di Marta, era stata lei a presentargli Luca, il suo fidanzato, quel 25enne pieno di vita, ucciso dalla follia criminale andata in scena a Barcellona. È lui a ripercorrere quegli ultimi istanti di vita di Luca. Noi non sapevamo dell'attentato, l'abbiamo saputo da Marta e dopo abbiamo acceso la TV. Quando erano partiti i ragazzi? Domenica scorsa. Per vacanza? Per vacanza, sì. Dovevano stare lì circa 10 giorni e penso domenica dovevano trasferirsi a Valencia. Una vacanza di fine agosto, qualche settimana di relax prima di cominciare a costruire sui sogni diventati ormai realtà.
Una vita da percorrere ad ampie falcate, fino a quando la loro strada si è incrociata con la corsa degli attentatori. Ha detto alla mamma di rimanere tranquilla, che lei stava bene, però non sapeva nulla di Luca e il suo fidanzato. E non si è saputo nulla di Luca fino a stamattina, che hanno confermato la notizia che purtroppo Luca non ce l'ha. Immediatamente da Bassano del Grappa i familiari si sono messi in viaggio. Sono partiti la mamma di Marta, la sorella della mamma di Marta, che è mia moglie, e dopo un fratello e i genitori di Luca. Stare vicino a Marta in questo momento è la priorità. Marta, come dicono, pare abbia un paio di fratture al gomito, una caviglia. È cosciente, sta bene, però a livello emotivo, da come sappiamo le cose, stavano rientrando in hotel ed è successo il fatto, ecco. Cosa vi ha raccontato? Vi ha dato qualche dettaglio? No, non si ricorda nulla. Ha solo detto, ha avuto la prontezza di chiamare subito la mamma e dire che cosa era successo, di stare tranquilla, che lei stava bene, però non vedeva più Luca. Luca Russo viene descritto come un ragazzo gentile. Il suo profilo Facebook a metà giornata, appena sono rimbalzate le voci che lo legavano ai terribili fatti di Barcellona, si è riempito di tanti messaggi. Nasciamo senza portare niente, moriamo senza portare via nulla, in mezzo litighiamo per possedere qualcosa. È l'ultimo post di Luca Russo, il suo ultimo pensiero, quasi profetico o quasi inviato da lassù. Ma chi litiga e semina odio se l'è portato via. Luca in questa terra però sembra aver lasciato molto. Quando le voci hanno cominciato a rimbalzare da TV e giornali online sul suo coinvolgimento nei fatti di Barcellona, la sua pagina è diventata una cassetta postale. Si è riempita di messaggi, di ricordi e di preghiere. Aiutatemi a riportarlo a casa, gridava la sorella soltanto poche ore prima, sopra ad un video che mostrava già Luca e Marta a terra sulla Rambla. Il viaggio è la metafora della conoscenza e oggi i ragazzi hanno bisogno di conoscere il mondo, di essere cittadini del mondo, in modo tale che possano comprendere le complessità di oggi. E Luca amava viaggiare, diverse foto ne sono testimonianza. Un amore trasmesso dal liceo Brocchi di Bassano che entrambi i ragazzi avevano frequentato e che a settembre ricorderà l'ex studente. La scuola fa la sua parte a livello formativo, poi la società dovrebbe garantire quella sicurezza che in questo caso non è garantito, perché queste tragedie non possono succedere. Laureato in ingegneria a Padova lo scorso settembre, Luca lavorava in questa azienda a Carmignano di Brenta, dove oggi non si vede nessuno e dove nessuno vedrà più il 25enne varcare nella soglia. Immancabili, numerose le reazioni politiche. Nel prossimo servizio sentiamo le parole del governatore del Veneto Luca Zaia e del sindaco di Bassano Riccardo Poletto. È una tragedia, nella tragedia siamo ovviamente vicini ai familiari, vicini in questo momento di dolore e a assoluta totale disposizione per qualsiasi necessità. Abbiamo le bandiere a mezz'asta per significare il cordoglio di tutto il Veneto, ma dico anche che non bastano le bandiere a mezz'asta. Queste belve, questi delinquenti che fanno perdere la vita al secondo figlio del Veneto, dopo Valeria Solegin anche Luca Russo, questi delinquenti che si divertono ad ammazzare cittadini inermi senza nessun motivo e anche con degli scenari da carneficina vera e propria, devono essere sterminati. Bisogna agire senza pietà e fare in modo che si ripristini l'ordine. Abbiamo messo le bandiere mezz'asta già da stamattina, letteremo mezz'asta in tutto cittadino fino al giorno delle esequie. C'è l'intenzione poi, il giorno delle esequie, di chiedere a tutti di sospendere l'attività, ogni attività produttiva, commerciale di qualsiasi genere, ma anche spettacoli, attività sportive, nelle ore delle esequie, proprio per fermarci e stare proprio soltanto a condividere il dolore e dare l'ultimo saluto a questo nostro concittadino. E c'è anche il desiderio, e su questo dovremo accordarci con la famiglia nei prossimi giorni, di fare un momento silenzioso, senza clamore, in cui poter scendere in piazza, magari con una fiaccolata, qualcosa di simile, per dare l'opportunità ai concittadini che lo vogliono fare di unirsi, di stare insieme, di mostrare anche fisicamente con la presenza la solidarietà nei confronti della famiglia, anche la ferma condanna di questo e di tutti gli altri atti di violenza terroristica inaccettabili e per noi incomprensibili.
Tanti anche i trevigiani presenti a Barcellona. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente due ragazzi che si trovavano nella città catalana in vacanze e che hanno deciso di tornare prima del previsto in Italia. Rimane il terrore negli occhi di chi era a Barcellona. Molti trevigiani in vacanza, alcuni di loro hanno deciso di fuggire e tornare a casa già da questa mattina. Le strade, le piazze, tutto blindato e la paura ora è troppa per pensare di rimanere nella città catalana. Al telefono abbiamo raggiunto Carla Damiano, 21 anni, di Santa Lucia di Piave, era lì con gli amici. Durante l'attentato eravamo appena arrivati in albergo fortunatamente, quindi c'eravamo appena passati, diciamo, ma non abbiamo assistito al tutto. Ma appena siamo arrivati in albergo poi hanno iniziato a scriverci, a chiamarci. Ora dice torniamo a Treviso. Qui stanno facendo vedere comunque le immagini della Rambla, che comunque adesso è piena di gente e tutto, però noi non ce la sentiamo tanto, stiamo in albergo, facciamo le valigie e poi andremo in aeroporto. Marco Gazzin, 40 anni, di Treviso, si trovava in vacanza con gli amici, erano arrivati a Barcellona solo ieri. Noi eravamo in Piazza de Spagna. Piazza de Spagna che a pochi metri da lì. È vicino a Piazza Catalunya, vicino a dove è successo l'attentato. Eravamo là vicino. Anche loro hanno scelto di prendere il primo volo per tornare a Treviso. Quando siamo arrivati abbiamo visto le ambulanze passare, 4 ambulanze e il camion dei pompieri. E poi quando siamo arrivati in alloggio abbiamo saputo dell'attentato e ci hanno detto di stare dentro, di non muoverci, e poi abbiamo fatto il biglietto per ritornare in Italia il più presto possibile. A Venezia potenziate le misure antiterrorismo dopo i tragici fatti di Barcellona, così il questore Vito Danilo Gagliardi. Dopo l'attentato di Barcellona, il capoluogo lagunare ancora più blindato, con potenziate misure antiterrorismo che vedono, per la mostra del cinema, per la cui inaugurazione il 30 agosto è previsto l'arrivo di Mattarella, e per il premio Campiello in arrivo diverse centinaia di agenti, rinforza le forze dell'ordine già presenti sul territorio. L'annuncio oggi del questore di Venezia. Venezia è il centro del mondo e c'è il centro di tutte le attenzioni di tutti gli enti preposti alla sicurezza che sono attentissimi su Venezia, e i contatti con il centro sono quotidiani, anche più di una volta al giorno. C'è stato un potenziamento dei servizi d'acqua e più ci avviciniamo all'evento più sarà tangibile la presenza di particolari servizi, particolari apparecchiature, quindi noi siamo già pronti da una settimana, ai massimi livelli. L'avrete notato sicuramente in stazione, controlli particolari, reparti gli uopi in posizioni strategiche. E lasciamo quest'ampia pagina dedicata ai terribili fatti di Barcellona per occuparci del pestaggio avvenuto a Ferragosto in una discoteca di Jesolo, perché la polizia ha identificato il responsabile dell'aggressione. Si tratta di un operaio di 35 anni del Cavallino, già noto per un analogo fatto del genere. Puniti dal questore di Venezia anche i titolari del locale per non aver denunciato il fatto. Il locale adesso è chiuso per le prossime 2 settimane. Abbiamo identificato l'aggressore del pestaggio di Ferragosto in queste 48 ore di lavoro abbastanza intenso che ho svolto insieme ai miei collaboratori. L'aggressore è un cittadino italiano, un operaio di 35 anni, del quale abbiamo scoperto paradossalmente un precedente identico proprio lo scorso anno, il giorno di Ferragosto. E del Cavallino, l'aggressore che ha pestato Daniele Bariletti, il 24enne di Pianiga, aggredito l'altro giorno. Come un anno fa è capitato un altro ragazzo, malmenato sempre dallo stesso operaio e sempre in discoteca Jesolo, e sempre nella notte tra il 14 e il 15 agosto. La furia scatenata per futili motivi, un anno fa come l'altro giorno. Daniele preso a pugni perché è intervenuto a difendere la propria fidanzata, che si era vista gettare addosso dall'aggressore il contenuto di un drink
drink, così soltanto come gesto di stizza, non motivato né durante la rissa né ai poliziotti. 35enne seriale ora denunciato anche se a piede libero. E questa è stata una ragione in più che ci ha indotto a dover mettere uno stop, una barriera definitiva a intanto al comportamento della persona in quanto responsabile di quel fatto. Un fatto gravissimo questo del pestaggio, avvenuto all'interno della discoteca di Jesolo e non segnalato dai titolari alle forze dell'ordine, ma denunciato soltanto diverse ore più tardi dal posto di polizia dell'ospedale di Jesolo, dove in un primo tempo era stato portato Daniele prima del suo trasferimento all'Angelo, viste le gravissime condizioni di salute. Discoteca ora chiusa per i prossimi 15 giorni. E questo ha indotto il questore a una sospensione temporanea della licenza per 15 giorni. E sapendo che nella discoteca vi è un servizio ad hoc, è stata analizzata la qualità della prestazione del servizio e noi abbiamo individuato dei buchi che non possono essere tollerati. Una disavventura dietro l'altra proprio per il proprietario del noto parco acquatico di Jesolo, nonché titolare della discoteca in cui si è verificata l'aggressione con il violento pestaggio a Jesolo. Vediamo che cosa gli è capitato nel prossimo servizio. C'è stato un litigio tra delle famiglie di nomadi all'interno del parco. Lo staff è intervenuto per cercare di calmare la situazione e accompagnare queste persone fuori dal parco. Accidentalmente il signor Pareschi ha perso l'equilibrio, è caduto e si è fatto male. Il fatto, stando agli inquirenti, esattamente 12 ore dopo il pestaggio nella discoteca di cui è proprietario lo stesso titolare del noto parco acquatico di Jesolo, dove nel pomeriggio del giorno di Ferragosto, per sedare la rissa tra rom, cadendo si è pure perforato un polmone e per questo si trova ricoverato a Treviso, ma non in gravi condizioni. Nelle prossime ore infatti potrebbe già essere dimesso, indagini in corso da parte della polizia. Ed ora il violento incendio scoppiato poco dopo l'1 del pomeriggio di oggi a Vidora in fiamme. Siamo in provincia di Treviso. La Vidori, azienda che si occupa di riciclo di rifiuti industriali. Sul posto anche l'ARPAV per stabilire il livello di inquinamento nel cuore del Prosecco. Esplosioni continue all'interno del capannone completamente in fiamme e una colonna di fumo che si vedeva distintamente fino a Conegliano ed oltre. È lo scenario che si è presentato ai soccorritori accorsi nel primo pomeriggio di oggi alla Vidori, azienda di Vidor specializzata nel trattamento e riciclo di rifiuti industriali. L'allarme è partito da un passante che ha notato del fumo uscire dal retro del capannone. In pochi minuti le fiamme hanno invaso tutta la parte est dell'azienda, mentre le prime squadre dei vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre veniva interrotta subito ogni erogazione di gas in zona. Un intervento difficile che ha richiesto il supporto di decine di autopompe, oltre ai mezzi speciali dei vigili del fuoco. Oltre alle fiamme è il fumo acre che in breve ha avvolto tutta la parte est della zona industriale, al punto da veder sparire i mezzi dei vigili del fuoco operativi in zona. All'interno un vero e proprio inferno che ha avvolto ogni cosa, dai magazzini ai macchinari per la lavorazione dei diversi materiali, mentre all'esterno i proprietari e il personale hanno messo in salvo il server dell'azienda, cuore tecnologico dell'impresa. Il forte calore sprigionato dall'incendio, unito dal fumo acre, ha messo a dura prova l'opera dei vigili del fuoco, con un caso che ha richiesto l'intervento del personale sanitario. Provinciale bloccata e traffico deviato, mentre in zona si raggruppava un capannello di gente richiamata dalla colonna di fumo che si vedeva a chilometri di distanza. Tanta roba dentro, è fatto cosa, e tutti, l'unico è il suo mestiere. Perché non ti portano qua. Preoccupazione per il possibile inquinamento di tutto il quartiere del Piave, cuore del Prosecco, per un rogo scoppiato a pochi giorni dall'inizio della vendemmia. Sul posto i tecnici dell'ARPA per i rilievi, mentre il sindaco per tutto il pomeriggio ha girato le vie del paese con il megafono, avvertendo la popolazione di tenere chiuse le finestre e di non utilizzare i prodotti degli orti.
Un'addetta alla vigilanza di un supermercato di Peschiera del Garda è stata minacciata di morte. La donna aveva sorpreso 2 pregiudicati marocchini di 20 anni mentre stavano cercando di rubare alcune bottiglie di liquore. I 2 giovani, per nulla intimoriti, l'hanno circondata minacciandola di tagliarle la gola. Ma non hanno fatto i conti con la vigilante, che ha subito chiamato i carabinieri. I militari della stazione di Peschiera del Garda sono sopraggiunti in pochi minuti e hanno immobilizzato e arrestato i 2 ventenni marocchini in flagranza di reato di rapina impropria. E il giorno dopo l'omicidio-suicidio a Dogaletto di Mira la gente è ancora sotto shock. Troppo grande il dolore per la scomparsa della coppia, che tutti descrivono come 2 brave persone. Brave persone, niente da dire. 2 ottime persone, brave, buone con i figli. Sono cose che purtroppo, sono momenti. Non ci sono parole perché non c'è niente da dire, troppo forte lo shock tra i vicini di casa di Luigi Nocco e Sabrina Panzanato, poliziotto di lungo corso lui, infermiera lei, una coppia e una famiglia modello dal cuore grande. Per questo quell'omicidio-suicidio è un dolore troppo atroce da sopportare. Davanti alla villetta che si affaccia in via Trieste a Dogaletto di Mira restano le 2 chiazze di sangue che gli agenti hanno coperto con materiale assorbente. Qui ieri i 2 colpi di pistola sentiti in rapida successione, preceduti dalle urla prima e dalla straziante richiesta d'aiuto poi, rimbombano nelle orecchie di Bruna Chinellato, che per la coppia era molto di più di una vicina di casa. No, non si aspettava, non si aspettava una roba del genere. Ha sentito le urla, signora? Ho sentito, per forza, ero qua sul balcone del telefono, avevo visto che scappava e lui ha fatto ora prenderla, ma l'ho vista già per terra però, l'ho vista già per terra. Bruna non si capacita, non si dà pace. Cosa sia accaduto di così grave tra i 2 da scatenare tanta violenza resta ancora un mistero che si scontra con l'immagine che Luigi e Sabrina avevano consolidata. Buona gente, mamma mia che per piaceri si derfava con tutti, buona gente. Non c'è niente da dire. Al microfono di Nicola Marcato il racconto della generosità di Luigi e Sabrina. Buona gente e di buon cuore. Perché se avevano qualcosa ti dava anche al cuore. Bravi, se scontra in cambio facevamo così, mi davano una roba, io me ne davo un'altra, così insomma, brava gente, brava gente. Tutti i vicini qui della via sono sconvolti dalla tragedia. Mamma mia, siamo stati tutti colpiti, bisogna dirlo. I pochi parlano. Sì, perché non c'è niente da dire. Ed ora ci spostiamo in provincia di Treviso, a Casier, dove i residenti che vivono vicino all'ex caserma Serena si dicono ormai esasperati per i rumori continui provocati di giorno e di notte dagli ospiti della struttura. Non ne possiamo più perché non si dorme, non si riposa. Esasperati, ad Osson non ne possono più i residenti nelle palazzine dell'esercito che confinano con la caserma Serena. Con l'estate la convivenza con le centinaia di migranti ospitati nella struttura è diventata sempre più difficile, soprattutto per i rumori. Schiamazzi e canti all'alba, musica ad alto volume nel cuore della notte rendono impossibile riposare. Hanno cominciato col Ramadan a tenere da mattina a sera le musiche arabe, le musiche africane, dalla mattina alla sera, le urla, le baruffe e il tantam. Essendo in tanti loro giocano, urlano, parlano, suonano i tamburi, musica che mio figlio è venuto a casa 3 giorni a Ferragosto, lui abita a Milano e non ne poteva più. E così il giorno di Ferragosto, dopo l'ennesima notte in bianco, i residenti hanno scritto al sindaco Miriam Giuriati, che si è fatta portavoce della protesta con la prefettura e la cooperativa che gestisce l'accoglienza della caserma. L'idea dell'amministrazione è quella di fare installare delle barriere fonoassorbenti tra il muro della Serena e le case. La questione sarà affrontata nel dettaglio la prossima settimana. Benvengano le barriere, dicono intanto i cittadini, che però sottolineano come il problema sia un altro. Il problema è questo, è il rumore a tutte le ore. Poi possono anche essere 700, 800, 1000, ma è il rispetto delle regole per tutti. Io con loro non ce l'ho, ma con chi li gestisce, perché è possibile che a una certa ora, a mezzanotte, non gli possono dire dovete far silenzio, che ci sono persone che vanno a lavorare la mattina. E poi c'è la polemica a Francenigo per il possibile arrivo di profughi nella frazione di Gaiarine. Ebbene, oggi c'è stato un incontro in prefettura, sentiamo com'è andato.
Un incontro positivo, così Mario Cappellotto, sindaco di Gaiarine, definisce il faccia a faccia avuto con il prefetto vicario. Insieme a lui anche Emiliano Piovesana, l'imprenditore che aveva lanciato la provocazione del boicottaggio delle offerte in chiesa contro un determinato tipo d'accoglienza. E il summit in prefettura sembra aver dato i suoi frutti. Ci ha anche consigliato come amministrazione di aprire lo SPRAR in modo da fare un progetto, in modo da poter inserire, qualora ci verranno assegnati, dei nuclei familiari che sicuramente creeranno meno impatto sulla nostra cittadinanza. Una soluzione che convince anche Piovesana. Qualora il sindaco prepari questo PRAR, su quella casa là potrebbe essere la prima casa dove mettere dentro la famiglia che arriverà qui, quindi tutto viene ad essere come volevamo noi. Il sindaco annuncia che incontrerà i suoi concittadini per discutere insieme su quale possa essere la collocazione giusta per eventuali migranti in arrivo a Francenigo. Se vengono delle persone, delle famiglie, penso che troveremo anche la cittadinanza d'accordo. Dall'incontro in prefettura sono poi arrivate altre rassicurazioni. Il viceprefetto ci ha assicurato che non ha mai ricevuto nessuna richiesta da parte di chiunque per mettere delle persone su quella casa. Immediata l'espulsione del profugo ospite dell'Hotel Paradiso, Noventa Padovana, bloccato mentre spacciava. Il sindaco Bisato annuncia altri provvedimenti anche per i migranti che ieri hanno protestato dopo l'arresto. Assoluta sinergia sia con la prefettura che con la questura, è già stato disposto di espellere questa persona dal sistema di protezione. La cosa avverrà nelle prossime ore. A poche ore dall'arresto del profugo nigeriano, ospite dell'Hotel Paradiso a Noventa Padovana, sorpreso a spacciare nel parco pubblico di Via Salata, è già scattato il provvedimento, espulso dal programma di protezione della prefettura. Una sorte che potrebbe toccare anche ad altri migranti, quelli che ieri sera, poco dopo la notizia dell'arresto, hanno inscenato una protesta in mezzo alla strada, bloccando il traffico lungo via Oltrebrenta, proprio davanti alla struttura d'accoglienza. Serata c'è stato anche questo momento di fraintendimento, non si è capito bene, insomma sta di fatto che alcune persone hanno bloccato la strada, hanno fermato delle auto e quindi c'è una verifica in corso e chi si è macchiato anche in questo caso sia da mandante che da esecutore di questa attività si procederà ad espellerlo nei prossimi giorni. Pugno di ferro con chi si comporta male, piena collaborazione con chi invece segue le regole della convivenza civile, ha detto il sindaco Bisato. I capipopolo che ieri hanno messo in atto la protesta vanno puniti al più presto. Il primo cittadino risponde anche alla Lega Nord, che ha già annunciato che nel prossimo Consiglio Comunale porterà una mozione per chiedere la chiusura della struttura d'accoglienza allestita da oltre 2 anni all'Hotel Paradiso. È una richiesta che non va fatta al sindaco, si tratta di un centro di accoglienza straordinario che non ha voluto il Comune di Noventa. Noi semplicemente dal giorno dopo l'arrivo di queste 63 persone, che poi sono diventati 80 richiedenti asilo, abbiamo solo instaurato un rapporto di collaborazione con le altre parti dello Stato. Tempo instabile e perturbato domani in Veneto a partire dalle zone montane, ma in progressiva estensione anche in pianura. A seguito delle previsioni dell'ARPAV, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione per possibile allerta idrogeologica valido dalla mezzanotte di oggi sino alle 8 di domenica 20 agosto. L'allerta per probabili criticità idrogeologica interessa il bacino dell'Alto Piave e del Piave Pedemontano, quelli dell'Alto e Basso Brenta, il Bacchiglione e l'Alpone. I bacini dell'Adige, Garda e Monti Lessini. Lo stato di attenzione è di livello rinforzato per l'area di Borca di Cadore. Con questa notizia si chiude l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi lascio le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Antenna 3. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Forte peggioramento al nord-est a causa di una storm line, ovvero di una linea temporalesca in transito sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto cieli nuvolosi sulle aree alpine e prealpine e localmente anche verso le alte pianure, con locali rovesci e temporali. Andrà meglio invece altrove, ma peggiora la sera un po' ovunque, con rovesci e temporali localmente forti o addirittura anche violetti. Vediamo le temperature, che risultano essere in lieve calo, con massime tra i 28 e i 35 gradi, minime sui 19-23 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Rovesci e temporali soprattutto sulle aree centro-settentrionali e orientali, andrà meglio sulle pianure centro-occidentali con più sole. Temperature massime in calo tra i 29 e i 33 gradi, minime sui 20-21 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Molte nubi con rovesci e temporali diffusi su tutto il territorio, localmente anche forti, meglio con più schiarite in giornata sul sud trentino. Temperature massime anche in questo caso in calo sui 31 gradi, minime sui 21-24 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-est lungo le coste e sud-orientali al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Acqua Estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è Annuale Venezia.